È appena stata approvata la nostra mozione, quella che chiede di intervenire nella conferenza Stato-Regioni per lo stralcio dell'articolo 8 del decreto liberalizzazioni. La battaglia contro il rischio di una privatizzazione selvaggia del trasporto pubblico non di linea, dai taxi agli NCC, passa per il Consiglio regionale del Veneto e per Venezia, dove rimarrebbe coinvolto anche tutto il settore del trasporto acqueo. Una battaglia condotta in prima persona dal consigliere regionale del Partito Democratico Jonathan Montanariello. Un settore che da quando è iniziata la pandemia ha una perdita dell'80% circa di quello che è il suo indotto e il suo fatturato. Questo riguarda gli NCC, questo riguarda il servizio taxi terrestre, acqueo, gondole. Oltretutto noi rischiamo di perdere una particolarità di eccellenza di tante piccole e medie imprese venete che vedono una manodopera di altissima specializzazione. I famosi lancioni veneziani, ad esempio, racconta Montanariello, richiedono a volte dei titoli professionali per cui sono necessari anche 4 anni di navigazione. Ma più in generale un intero settore che rischia di scomparire dopo gli anni di stop, perdendo la propria manodopera. Una situazione già critica in cui, secondo il consigliere regionale del PD, il comparto verrebbe schiacciato dalle grandi piattaforme internazionali di intermediazione in un contesto in cui non si potrebbe escludere neanche l'aumento dell'abusivismo. Abbiamo portato a firma del sottoscritto una mozione dove si chiede lo stralcio dell'articolo 8 e quindi che la Regione tenga questa linea nella conferenza Stato-Regioni. È un lavoro che abbiamo fatto insieme ad altre regioni, mi viene in mente ad esempio la Campania, l'abbiamo scritto insieme a loro, ma anche tante altre si sono accodate. È ovvio che adesso ci sarà una battaglia e una trattativa su quel tavolo, però è altrettanto chiaro che le regioni si sono espresse e la linea della Regione Veneto è questa: l'articolo 8 va stralciato, rivisto, modificato